A breve è atteso l'arrivo della ministra Bonetti proprio all'interno di un'azienda di Santa Maria di Sala per parlare di imprenditoria femminile, quanto è difficile per una donna riuscire a raggiungere posizioni anche apicali. E ne parliamo tra pochissimo con Bianca Cori, presidente di Confapi Venezia, vicepresidente Comitato Imprenditoria Femminile. Buongiorno Bianca. Buongiorno a tutti. E poi con Elena Pegoraro, che è la titolare della 3P Verniciature SRL, che è appunto l'azienda che sta per attendere la ministra Bonetti. Apriamo una pagina dedicata all'imprenditoria femminile e lo facciamo ovviamente con due donne. La prima è Elena Pegoraro, la seconda è Bianca Cori. Io vorrei partire da Elena perché tra pochissimo arriverà nella sua azienda, che è un'azienda di verniciatura a liquido, la ministra Bonetti. Elena, io so che siete due sorelle, avete in qualche modo preso il timone della barca da papà Franco. Che cosa significa per lei avere il ministro tra pochissimo, tra l'altro, in azienda? Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. È un'emozione fortissima sicuramente e sono veramente onorata di questa visita, non me lo sarei mai aspettato, diciamo, quando ho iniziato nel 2014 l'attività di impresa, quindi veramente felice ed emozionata. Che cosa significa fare impresa per una donna oggi? Siete appunto due sorelle e ereditate in qualche modo tutta una serie di competenze dal papà e è un'impresa artigiana. Esatto. Quali difficoltà ha trovato lei nel settore come donna? Se ne ha trovate ovviamente. Sì, ne ho trovate parecchie, soprattutto nei primi anni, devo essere sincera, perché il nostro appunto è un settore artigianale e un settore prevalentemente maschile. I nostri clienti più piccoli sono per la maggior parte magari carpentieri o aziende di arredamento e a conduzione maschile. Quindi all'inizio vedevo proprio questa diffidenza a rapportarsi con me, però poi con gli anni ho maturato la mia esperienza e ora devo dire che sono abbastanza contenta della situazione, anzi non trovo più nessuna difficoltà ad interagire con gli altri imprenditori. Quindi lei Sì, prego. No, non le nascondo che a volte mi è capitata, ad esempio una volta una telefonata, le racconto questo aneddoto, adesso non ricordo bene cosa vendesse questa persona, che quando ha sentito la mia voce ha detto il titolare è una donna e si è messo a ridere. Quindi è stato un po' svilente. Ma insomma, ci auguriamo che questa sia una mosca bianca, davvero, non possiamo pensare di essere di ritrovarci insomma ancora a questi livelli, però è vero che le donne fanno un po' fatica a rompere questo famoso tetto di cristallo e quindi a raggiungere anche le posizioni apicali. E allora di questo vorrei parlare con Bianca Cori, lei è anche un general manager, quindi un'imprenditrice e sa di che cosa stiamo parlando. Anche per lei, qual è il significato? Perché il ministro Bonetti oggi ha scelto proprio questa azienda e che cosa dirà lei al ministro Bonetti come vicepresidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile? Siamo appunto in attesa del ministro. Intanto buongiorno a tutti. E vorrei dire che noi in questo momento siamo qua come gruppo donne imprenditrici Confapi Venezia. E è importante che siamo qua ad aspettare appunto a parlare con la ministra Bonetti e abbiamo sicuramente cose da dire perché l'obiettivo del nostro gruppo Confapid Venezia è proprio quello di promuovere l'imprenditoria femminile, valorizzare la figura femminile nell'impresa. Lo stiamo facendo in tanti modi. E ultimamente la ministra anche ha promosso la certificazione per la parità di genere e oggi vorremmo presentarle due proposte, una proprio che riguarda la certificazione per la parità di genere. Le può anticipare anche a noi, Bianca, perché in qualche modo giornalisticamente in maniera estremamente riduttiva possiamo raccontare ai telespettatori che ogni azienda potrà avere una sorta di patentino quasi a punti a seconda della presenza femminile anche nelle posizioni, diciamo,
più apicali, quindi nei consigli di amministrazione, ma ci racconta un po' quali sono le vostre proposte in questo senso? Beh, intanto che la parità di genere, partiamo dalla prassi di riferimento, che è la UNI PDR 125/2002, che è il documento al quale anche Confapi Donne Nazionale ha partecipato per la definizione. È un documento che appunto va a contenere tutti quegli elementi e i criteri necessari per arrivare a una certificazione. È una linea guida di sistema di gestione per la parità di genere, di fatto, e utilizza degli indicatori proprio per vedere a che punto è l'impresa nel suo percorso, diciamo. È come dicevo, un documento che permette al datore di lavoro di fare un'analisi, di migliorare la sua impresa dal punto di vista proprio della parità di genere, e di fatto il certificato non è altro che un riconoscimento da parte dell'organismo di certificazione che lo va a rilasciare, che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre quel divario che c'è, che riguarda i sessi, divario nella retribuzione, divario nelle opportunità di crescita, divario e anche nella tutela della maternità. Certo. Quindi noi riteniamo che questa prassi sia uno strumento importante per le nostre piccole e medie imprese, ma per tutte le imprese, perché diciamo che è un inizio per partire con quel cambiamento culturale che è assolutamente indispensabile per far sì che le generazioni future vivano realmente una parità di genere. Anche perché questa certificazione, diciamo, corre di pari passo con il Family Act, che ha proprio la firma della ministra Bonetti, che in qualche modo chiama in causa anche i papà nella gestione della famiglia con l'estensione del congedo, quindi ci sono tanti altri ingredienti, no? Che devono essere inseriti. Quello che noi oggi andiamo a chiedere alla ministra, di fatto, è diciamo, sottolinea qualcosa che lei ha già detto in una sua intervista, ma noi vogliamo sottolineare l'importanza dell'aiuto, diciamo, alle imprese per ottenere queste certificazioni, perché la certificazione dovrebbe essere un elemento premiante, non discriminatorio per alcune imprese rispetto ad altre, e quindi bisogna fare in modo che il carico burocratico e il carico economico, diciamo, non blocchi questo processo, anzi dovrebbe essere un invito per un miglioramento nell'impresa, e quindi le imprese devono avvicinarsi a questa certificazione e accoglierlo come strumento utile e innovativo, ma per questi motivi c'è bisogno, e questo andremo a chiedere alla ministra, c'è bisogno di aiuti. Quindi noi chiediamo che vengano messi a disposizione di tutte le imprese contributi e agevolazioni a sostegno delle spese che l'organizzazione va a sostenere per la consulenza, per la formazione necessari al percorso di preparazione per l'ottenimento della certificazione. Chiediamo contributi e sgravi fiscali per le spese per il rilascio della certificazione da parte di un organismo accreditato, e uno sgravio contributivo, e questo è un obiettivo altamente attraente per ogni azienda, che di fatto abbassi il cuneo fiscale per le imprese che hanno ottenuto la certificazione. Quindi lei ci sta raccontando che questo strumento della certificazione che è stato inserito rischia di fare aumentare i costi alle imprese se non dovessero esserci questi aiuti?
una qualsiasi certificazione ha dei costi, perché l'impresa ha bisogno di prepararsi, quindi anche se lo fa internamente con risorse interne, comunque sono risorse che vanno in una direzione, che vanno in un ambito. E quindi noi chiediamo che tutto questo non sia un peso, cioè che l'impresa venga aiutata a iniziare questo percorso che è un pochino, diciamo, una forzatura, ma se c'è l'aiuto sarà non una forzatura, ma un qualcosa veramente di utile e di apprezzato da tutti, perché poi quando si lavora bene i risultati sono migliori per tutti. Quindi mettere questo strumento davvero al servizio delle imprese e quindi davvero al servizio della parità di genere, affinché non venga visto come l'ennesimo orpello in capo magari agli imprenditori e ai titolari di azienda, ma invece deve aiutare a snellire questo processo di cambiamento anche della società. Elena, nello specifico, questa differenza di salario voi l'avete notata e come vi comportate all'interno della vostra azienda? Allora, noi attualmente abbiamo 15 dipendenti, di cui 3 donne. Se devo essere sincera, noi cerchiamo di dare delle premialità, non in base ovviamente al sesso del dipendente o altro, ma in base al lavoro svolto, agli anni di lavoro nell'azienda e alle ore di lavoro effettivamente eseguite. E in più abbiamo anche attivato un piano di welfare aziendale, che anche qui abbiamo lasciato aperto la scelta per qualsiasi servizi i dipendenti vogliano usufruire, così possono appunto soddisfare le esigenze più reali per le loro famiglie. E diciamo che io mi accorgo in molte aziende che conosco della differenza salariale e purtroppo a volte mi trovo anche a parlare con delle amiche che magari sono dipendenti e io da imprenditrice mi trovo in difficoltà, sono sincera, perché appunto io dico se il contratto è quello, l'inquadramento è lo stesso, perché comunque c'è ancora questo divario, cioè sulla carta non dovrebbe esserci. Quindi appunto questa è la mia opinione, bisognerebbe capire l'azienda effettivamente che parametri applica poi, perché appunto ripeto, se l'inquadramento e tutto è uguale, è lo stesso, non dovrebbe assolutamente esserci questa differenza. Senta, secondo lei come donna, ma anche come titolare imprenditrice, la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia può essere un limite per voi imprenditori? Insomma, la donna che vi chiede il part-time piuttosto che una certa flessibilità, quando, in che momento diventa un limite, un freno alla produttività di un'azienda? Può diventare sì un limite, me ne rendo conto anch'io, perché comunque la produttività non ha orari, diciamo, quindi anch'io mi rendo conto ci sono clienti che arrivano tardi o che arrivano al sabato e sarebbe quasi sempre necessario avere qualcuno disposto ad accoglierli, però io penso che anche adesso con la pandemia abbiamo imparato che si può essere più flessibili, sicuramente più flessibili negli orari. E questo secondo me dovrebbe darci un insegnamento su come aiutare le donne a conciliare meglio lavoro e famiglia. Poi non le nascondo che appunto io vedo ancora situazioni di donne che in maternità preferiscono dare le dimissioni piuttosto che avere un part-time, perché sostengono che appunto con lo stipendio di un part-time pagano a malapena l'asilo nido e quindi qua secondo me lo Stato dovrebbe intervenire un po' di più, nel senso che finché diamo diciamo così, l'alternativa dei 2 anni di disoccupazione ad una donna appunto che dà le dimissioni in maternità, ci saranno ancora tante dimissioni. Se invece come alternativa, questo è sempre il mio parere ovviamente, diamo un maggiore contributo economico per asili nido o babysitter, secondo me le donne avranno anche saranno sicuramente più felici di continuare a lavorare, perché personalmente conosco donne che lo hanno fatto controvoglia, ma solo per una motivazione economica. Per un calcolo nel portafoglio, immagino. Esatto.
Bianca, lei come comitato imprenditoria femminile immagino capisca bene di che cosa sta parlando Elena. Poi insomma in questi giorni abbiamo sentito un Elon Musk che ha detto basta smart working, almeno 40 ore di lavoro settimanali. Qui solo nel lavoro in azienda c'è la vera produttività, e allora come si fa a conciliare poi un'imprenditoria femminile, un lavoro femminile con una famiglia? Se queste sono le premesse. È sicuramente molto difficile, però dovremo riuscire a farlo. Non tutti i lavori possono, diciamo, permettere smart working piuttosto che altre forme di... Certamente dovremo andare verso una flessibilità per la donna e un supporto, perché non possiamo pensare che vengano fatti figli se poi non c'è un aiuto. E il lavoro è quello che è. Io mi rendo conto, abbiamo fatto anche corsi sullo smart working, che è una bellissima, un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa. Non è per tutti. Dal mio punto di vista dovremmo non solo riorganizzare le cose con appunto aiuti, con infrastrutture, perché una mamma che va a lavorare, se sa che il bambino è a 500 metri nell'asilo, è tranquilla, lavora più serenamente. Certo. Se sa che a casa ci vogliono 2 ore per arrivare a vedere come sta, è più in ansia. Quindi sicuramente dovremo trovare delle modalità per permettere alle donne di lavorare, di mantenere il lavoro. E comunque non tutte le attività possono utilizzare certi strumenti. Comunque, dal mio punto di vista, è una questione anche, come dire, sicuramente di aiuti, ma anche di coscienza, di responsabilità, certo. Meglio ancora. Perché io vedo anche nel mio lavoro che certe volte si fanno delle scelte anche di flessibilità, basta che ci si riesca a organizzare, ma allora diventa una questione di responsabilità di tutti e si cerca di di fare il meglio per mandare avanti le cose. Senta, come sono i dati nel veneziano, giusto per mettere un po' a terra le cose che stiamo dicendo legate all'imprenditoria femminile? Siamo ancora distanti rispetto agli obiettivi dell'Europa? Sicuramente sì, ancora diciamo che un 20% delle imprese femminili che ci sono imprese femminili rispetto alle imprese, quindi sicuramente c'è una crescita che dobbiamo fare. Ultimamente proprio con il Comitato per l'imprenditoria femminile abbiamo fatto anche un evento per spiegare quali sono le risorse per l'imprenditoria, per l'impresa femminile, come utilizzarle, come prenderle, e la Confapi stessa sta facendo informazione e formazione per capire quali possono essere tutti quegli elementi che possono essere utili all'imprenditrice, all'impresa per poter andare avanti. Certo. La situazione femminile ancora, poi la pandemia non ci ha proprio aiutato. Infatti 2 anni sono stati difficili, però è vero, lei ha ragione, ci sono percorsi di formazione, di riqualificazione insomma, che arrivano dall'Europa, finanziati anche dalla Regione del Veneto, e sono opportunità che si possono cogliere, no? Anche proprio per nutrire il proprio percorso. È vero, ma certe volte l'opportunità c'è, ma le persone non sanno come poterla utilizzare. Quindi quello che stiamo facendo noi che ci occupiamo, diciamo che stiamo combattendo su questo fronte, è quello proprio di informare le imprenditrici, le donne che vogliono fare impresa, per spiegare come fare. Se mi permette, visto che prima mi ha chiesto quali erano le proposte da fare alla Ministra, che sta arrivando, credo. Abbiamo infatti noi un minuto, poi so che voi dovete andare dalla Ministra.
Prego. Certo, ma io volevo dirle un'altra cosa che noi andremo a chiedere oggi alla Ministra, ed è questa. Oggi il coniuge è considerato a carico se non ha reddito o ha un reddito superiore o ha un reddito non superiore a 2.840 e qualcosa. Quello che noi vogliamo chiedere oggi alla Ministra è l'innalzamento del limite del reddito a 6.000 euro, lordi chiaramente, annui, perché questo permetterebbe l'applicazione degli sgravi fiscali riconosciuti al contribuente con coniuge a carico, anche nel caso in cui quest'ultimo faccia dei lavori temporanei o stagionali. Quindi ci sarebbero decisamente dei vantaggi con questo innalzamento. E beh, anche una situazione insomma comune. Meno nero per essere molto espliciti, più disponibilità da parte della forza lavoro e soprattutto sono le donne quelle che fanno lavori di questo tipo, temporanei, stagionali, e l'incentivazione della realizzazione professionale per le donne e quindi che hanno disponibilità di brevi periodi di lavoro e questo sarebbe anche quindi un incremento all'occupazione femminile ufficialmente retribuita e di conseguenza una maggior consapevolezza delle donne di essere componenti economicamente rilevanti nella società. Bianca, la devo interrompere, mi deve perdonare, ma siamo davvero in chiusura, però insomma quello che lei ha detto è importante anche perché siamo all'inizio dell'estate e ci stiamo proprio affacciando ad un periodo di lavori stagionali e quindi è sicuramente un tema interessante quello che lei ci sta dicendo. Buon incontro ovviamente con il Ministro Elena Bonetti e grazie per essere stati ospiti qui con noi a Prima Edizione. Bianca Cori, Vicepresidente Comitato Imprenditoria Femminile Venezia Rovigo, Elena Pegoraro che è imprenditrice della ditta 3P Verniciature di Santa Maria di Sala. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie a voi.